Siamo con Ranjan Giacomo Spinadin del Movimento Studentesco Chioggia, una delle realtà locali che aderisce alla Marcia per l'Umanità che è in partenza tra poco qui da Piazza Europa. Cosa vi ha spinto ad aderire e soprattutto cosa pensi succederà oggi? Allora, oggi è una giornata molto importante e c'era appunto questo bisogno, forse un bisogno morale di partecipare oggi a questa marcia per l'umanità. L'umanità significa diritti, dignità, significa non fregarsene e non ignorare alcune cose. Queste cose possono essere appunto dalla questione immigrazione a moltissime altre questioni ambientali, per esempio. Come Movimento Studentesco di Chioggia siamo qua appunto perché è dai giovani che si può creare effettivamente una società solidale per un futuro, insomma, che non veda più un presente di odio e barbarie, ma vede invece un paese dove ci sia una degna accoglienza, dove ci siano diritti per tutti, insomma è proprio anche dagli studenti che viene lanciato questo messaggio di creare un futuro, insomma, umano. Avrei sentito anche dei fatti di Macerata che sono successi stamattina, insomma, sai qualcosa anche su questo? Che non mi ricordo il nome, ma comunque il ragazzo vicino ai movimenti di estrema destra e vicino al movimento è stato l'anno scorso, nel 2017, candidato alla Lega Nord di Salvini. Diciamo che oggi si lancia un messaggio non solo qui in Veneto, ma anche speriamo in tutta Italia, dove appunto si voglia, ecco, cercare di contrastare questi episodi dannosi per l'Italia, perché ci facciamo così un cattivo nome, ecco. L'Italia accoglie, oggi Veneto accoglie, oggi Chioggia accoglie, sono un soggetto più verde, quindi questo è il messaggio principale, insomma. Ok, grazie, a dopo.